Ma io penso che il maltrattante venga sottovalutato probabilmente da chi lo subisce, ma perché non si pensa mai quella cosa è capitata a me. Quando ci si trova dentro, oddio, poi fortunatamente non posso parlarne in prima persona, però comunque mi rendo conto che anche quando capita una cosa, cioè uno, non pensi mai che possa capitare a te. Due, non ti rendi conto della realtà della situazione che stai vivendo. Quindi io penso che comunque anche se è una piccola cosa che viene data per scontato, viene giustificata a quella persona perché magari la si conosce, bisogna sempre farsi quella domanda in più e bisogna sempre parlarne con qualcuno. Io, per esempio, sono sempre stata fortunata perché ho sempre avuto delle persone che mi hanno ascoltata, ho sempre parlato di qualsiasi cosa e se non si hanno, ci sono anche proprio delle associazioni che appunto seguono queste dinamiche, insomma, i modi cioè i modi per parlare si trovano e se nel caso in cui ci sia bisogno basta insomma rivolgersi anche appunto alle autorità stesse, ma vi prego, cioè poi faccio un appello proprio generale, vi prego se qualsiasi cosa succeda non tenetelo per voi perché è la cosa peggiore che voi possiate fare.